Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. La vigilia di Natale. C'era una volta alle porte di una città perduta fra sogni di angeli bambini, in un luogo lontano, inaccessibile agli esseri umani, un vecchio albero che si ergeva in una radura di candidi pensieri, immerso nelle foschie di un mattino d'inverno. In quel tempo ricordo che dicembre iniziava a stendere il tappeto rosso ai primi giorni di vigilia sui sentieri d'anima di quelle creature che, in fondo al loro cuore, credevano davvero agli gnomi, alle fate e alle piccole magie. Il vecchio albero se ne stava lì, tutto infreddolito, con i suoi rami nudi a guardare il cielo, carico di neve, che di lì a poco avrebbe preso a scendere leggera sulle sue braccia stanche. Neppure una gemma colorata, nulla che gli portasse un po' di festa del Natale. Cominciò allora a singhiozzare col vento che gli passava accanto, e quello era un triste lamento. Appena sussurrato, giunse lontano, quasi all'orizzonte della realtà, e si posò sul cuore di due bambini addormentati. Fu così che dal sonno di quei due piccoli cuccioli nacque un sogno meraviglioso che volò fino a lui. Nello stesso istante l'albero sentì posarsi sui rami più alti due uccellini e smise di singhiozzare. Il loro zampettare sulle sue lunghe braccia gli faceva un po' il solletico e accennò loro un sorriso. Era così tanto tempo che se ne stava lì solo e si fece così un po' di coraggio e domandò loro: «Cosa succede per le vie del mondo? Voi che potete volare fin lì, ditemi se ci sono già le luci colorate sugli alberi e se i bambini sono felici. Cancellate, se potete, questa mia lunga solitudine». I due uccellini cominciarono a cinguettare, ma l'albero non riusciva a capire nulla. Cercò di prestare più attenzione, ma invano. Quei trilli restavano per lui soltanto una melodia meravigliosa, ma incomprensibile. «Fra qualche giorno sarà Natale», continuò allora sospirando. «Come vorrei essere anch'io pieno di luci, coperto dei sorrisi dei bambini, sentire quel calore dentro, quella gioia che io ho tanto dimenticato, avere un giorno da rincorrere per sempre». Gli uccellini smisero di cinguettare e sembrarono sorridergli. Fu solo allora che, nel silenzio, il vecchio albero riuscì a capire, a sentire qualcosa che gli arrivò in fondo al cuore e che lo commosse profondamente, tanto che gli sfuggì una lacrima dai 1000 riflessi dell'amore. C'era poco tempo, perché i due bimbi, nei loro lettini, si sarebbero svegliati e allora i loro sogni alati, fatti di piume soffici e pieni di quell'incanto che solo i cuori puri possono abbracciare, sarebbero di nuovo volati via dalle sue braccia e lui sarebbe restato ancora in compagnia della sua malinconica solitudine. Fu allora che accadde una cosa davvero insolita, qualcosa di magico. Da lontano il vecchio albero vide arrivare una stranissima creatura, avvolta di un manto rosa e azzurro, come d'aurora. I suoi passi erano lenti, quasi si librasse nell'aria, come a non voler sfiorare la terra, addormentata sotto la grigia coperta dell'inverno. Chiunque fosse quella signora, l'albero capì che stava dirigendosi proprio verso di lui. Lo sapeva perché la radura dove tanti e tanti anni prima aveva piantato le sue radici
Era assai lontana da ogni sentiero e ormai solo raramente qualcuno arrivava più fin lì. Quando la signora gli fu accanto, il vecchio albero, aiutato da un soffio di vento, cercò di farle un inchino. Ma la sua scorza antica gli permise appena di piegare le dita, i suoi rami più alti. Fu allora che lei lo guardò e sorrise. «Chi sei?» mormorò con voce di vento l'albero. «Sono la vigilia del tempo». E dicendo quelle parole aprì le mani e da esse ne uscì una luce così intensa che per un istante ogni cosa attorno sembrò sparire, offuscata dall'intenso bagliore. «Io vado per il mondo a regalare la luce. Il sentimento che hai provato è il mio dono. Un dono che riempie di magia ogni attesa. Regalo me stessa, la vigilia del tempo alle creature. Rendo eterna la loro gioia, il loro attendere l'attesa». L'albero non disse nulla, ma la signora avvertì lo stesso la sua immensa solitudine. Scrollò il capo, gli sorrise e continuò. «Con me questa volta ho portato per te qualcosa di più. Ma è il cuore ed il sogno di quegli eterni bambini che devi ringraziare. Ora quegli uccellini voleranno di nuovo verso il loro risveglio, ma questa notte aspettali ancora. Torneranno ed anch'io ci sarò». Riuscì appena a capire quell'ultime parole che sentì un frullio d'ali allontanarsi e le sue braccia tornare spoglie. Il vecchio albero non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto, ma un profondo senso di dolcezza e di gioia lo attraversò dalle radici ai rami più alti fino a sfuggire verso il cielo. Anche la signora era svanita nel nulla e il giorno cominciò a correre veloce come le nubi sopra di lui, volando sopra la sua chioma spoglia. Quell'attesa fu dolce, rapida come il volo del falco, fu quasi un sorriso. Poi la sera giunse silenziosa, discreta, quasi in punta di piedi. Il cielo era limpido e l'aria di un freddo pungente. L'albero guardò le 1000 stelle occhieggiare verso l'infinito. Poi, d'improvviso, udì un battere d'ali farsi sempre più vicino, finché sentì di nuovo posarsi sulle sue braccia i 2 uccellini. Da un raggio di luna scese la signora della vigilia del tempo e si fermò ai piedi del vecchio albero. I 2 uccellini, ad un cenno di quella dolce creatura, presero a tuffarsi nel cielo e a riportare ad ogni volo un frammento di stella, per posarlo ora qua, ora là, sui rami dell'albero. In poco tempo, quel vecchio tronco divenne l'albero più bello che la vigilia avesse mai visto. E quando con un sorriso stava per ringraziare di quel dono meraviglioso, la signora del tempo lo fermò e gli disse: «No, non ringraziare me. Questo dono è opera di quei 2 bimbi che nei loro sogni hanno voluto regalarti una vigilia di Natale tutta loro. Ora io aggiungerò il mio regalo». E nel pronunciare quelle parole aprì di nuovo le mani e quella luce che aveva già visto all'alba uscì di nuovo ed entrò nel tronco come un alito, come una linfa d'amore. «Io», disse la signora, «aggiungerò a questa vigilia del Natale anche la vigilia dell'eternità. Da oggi ogni notte, ogni istante sarà vigilia, un'eterna vigilia. Sarà l'attesa più dolce di tutti i tuoi desideri. E la tua vita non conoscerà più buio né malinconia. Tutto l'amore che hai sempre regalato al tempo, oggi il tempo te lo renderà». Nella radura, accanto al vecchio tronco, quella notte, dai petali di un boccaneve scesero stelle dai 1000 colori. Non seppi mai se fu rugiada o se fu pianto. Ed allora, ogni notte, quegli uccellini tornano ad accendere quel cuore con 1000 luci rubate in cielo. E quell'albero è ancora là, ad aspettare felice un giorno che non verrà,
perché la sua vita è diventata un'eterna vigilia. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!